Questa mattina il nostro buongiorno ve lo diamo dalla Val Calamento. L'obiettivo di oggi è salire al Monte Settole, passando per Malgacere. Dal posto in cui abbiamo lasciato la macchina parte sia il sentiero che questa strada forestale ed oggi noi siamo costretti a seguire proprio la strada forestale perché il sentiero risulta inagibile. Giornata stupenda, noi siamo belli carichi e diamo inizio a questo trekking. Siamo arrivati a Malgacere ed ora per arrivare sul panettone erboso che vedete alle mie spalle, che è Cima Settole, dobbiamo proseguire per Malga Valpiana. In questo punto, attenzione a non sbagliarvi, non si prosegue dritti ma si segue la strada a sinistra. Arrivati anche a Malga Valpiana, ancora 350 metri di dislivello per arrivare a Cima Settole. È una zona bella, molto selvaggia e poca gente, siamo gli unici, finora non abbiamo incontrato nessuno. Arrivati a Cima Settole, un 360 gradi di soddisfazione. Ed ora facciamo una breve pausa, ci fermiamo un attimo, ci godiamo il panorama e soprattutto la tranquillità. Ora scendiamo da Cima Settole, andiamo a Malgacere e vediamo se c'è qualcosa da mangiare, visto che oggi non abbiamo portato i panini. Da Malga Valpiana fino a Malgacere non seguiamo il sentiero dell'andata, ma prendiamo una scorciatoia, cioè discesa libera per i prati. Arrivati alla Malgacere e buon appetito!
abbiamo mangiato davvero bene. Ci siamo goduti un meritato momento di piacevole relax ed ora facciamo ritorno al parcheggio dalla stessa strada. Abbiamo terminato un'altra bella escursione nella catena del Lago Rai. Il trekking che abbiamo fatto è facile, non presenta particolari difficoltà se non per il dislivello, perché sono quasi 1000 metri. A Malgacere si è mangiato bene, gestori simpatici e come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima!